E dunque è partita questa serie numero 1 dei 200 stile libero maschili. Ricordo, al termine di questa serie effettueremo, prima di ripartire con la gara del dorso, le 2 premiazioni dello stile libero, quella assoluta, e poi ricaveremo anche i migliori 3 della categoria ragazzi. E dunque in basca con i 2 stili al maschile, il primato del meeting di Francesco Peron, edizione del 2013, 1,50 e 11. Passaggio dopo i primi 50 metri è Thomas Ceccon, 24,74, Fabio Lombini a 30 centesimi, 25,04. Di Fabio Lombini abbiamo parlato nella presentazione, per lui 2 medaglie d'oro ai categoria di Roma nei 200 e 400 stile libero e soprattutto grande soddisfazione nell'estate scorsa perché prima volta in nazionale maggiore erano le Universiadi di Taipei in Taiwan, dove è stato quarto finalista nella staffetta 4x200 stile. Fabio Lombini ieri alla vittoria dei 400 a caccia della doppietta, completando anche con i 200, 26 e 96 secondi 50, e fa letteralmente il vuoto nella terza parte di gara. 27 e 47 alle sue spalle sempre Ceccon e Cervi in lotta per le medaglie, Cinquino e Frigo che ci provano lassù in alto in terza e seconda corsia. E dunque è davvero lotta interessantissima per le posizioni del podio, mentre là davanti è dominio assoluto a caccia davvero di un'altra prestazione importante, il record 1,50 e 11, Fabio Lombini fa doppietta, 4+2, 1,47 e 56, e dunque è nuovo primato del meeting. Thomas Ceccon secondo, 1,50 a 25, Ricky Cervi